Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981. Bentrovati e eccoci qui ad un'altra puntata dedicata al mondo dello sport, in particolar modo a Voci dallo Sport. Siamo scesi perché fino a metà agosto più o meno siamo rimasti a Cortina cercando il refrigerio che, posso assicurarvi, non abbiamo trovato. Oggi invece siamo scesi a Pordenone e secondo voi il refrigerio l'abbiamo trovato? No, nemmeno, perché questo agosto ci sta facendo impazzire. Però insomma siamo in casa del ciclismo, degli amici della pista di Pordenone. Siamo proprio, tra poco poi qualche immagine andrà a curare e a farvi vedere lo splendido scenario appunto del velodromo Bottecchia, ma siamo in compagnia del presidente dell'ADS Amici della Pista, Bruno Battistella. Presidente, buonasera, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Eccoci qua, e poi con Rino De Candido, che è il responsabile tecnico sempre degli Amici della Pista. Buongiorno a tutti. Eccolo qua, bene. Allora, siamo venuti a trovarvi perché insomma ci sono stati questi 6 giorni sulla pista proprio in questo caso, ed è stato l'ennesimo successo, Presidente. Ma direi di sì, mi fa piacere sentire questi commenti. Ci abbiamo lavorato un anno come per tutte le altre edizioni, per cui poi si spera sempre di ottenere il meglio. Credo che quest'anno, come non mai, siamo stati gratificati dalla presenza degli atleti stranieri, perché alla fine abbiamo contato ben 29 paesi presenti a questa manifestazione. È un traguardo che non avevamo mai raggiunto. Noi eravamo arrivati a 37 paesi nel 2001 durante la Coppa del Mondo, ma era altri anni ed era anche un'altra manifestazione. Credo che per una 6 giorni internazionale 29 paesi siano una testimonianza di una grande bontà organizzativa e di quanto sia conosciuta questa manifestazione ormai a livello mondiale, che quest'anno ha tagliato il traguardo dei 25 anni, per cui ininterrotti, perché dal 2001 a oggi l'abbiamo sempre organizzata, anche se inizialmente era una 3 sere. Infatti abbiamo mantenuto il nome storico di 3 sere internazionale Città di Pordenone. Poi i nostri ragazzi che si dilettano in grafica ed altro hanno scritto 3x2. E in effetti anticipa un po' la domanda, perché insomma volevo sapere, ma sono 3, sono 2 giornate, sono 6, poi secondo me 6 giorni è bello da sentire, è bello anche perché ci sono i ricordi di un tempo, no? Sì, la manifestazione nasce come 3 giornate di gara. Subito dopo la Coppa del Mondo del 2001, l'allora presidente Gerardo Ciriani, parlando col direttivo, disse: adesso che ci siamo fatti conoscere a livello mondiale, dobbiamo fare qualcosa per rimanere ai vertici, che il mondo ci segua. E così è nata l'idea della 3 sere internazionale, che è andata avanti per una ventina d'anni, forse 15, poi pian piano abbiamo incominciato a portare a 4, a 5 e negli ultimi 10 anni è a tutti gli effetti una 6 giorni internazionale. Perché sono aumentate le giornate di gara? Perché via via negli anni anche i commissari tecnici delle nazionali, ma anche i paesi, ci chiedevano di inserire sempre più specialità nelle gare UCI, che sono quelle poi che assegnano i punteggi, e così pian piano abbiamo ampliato ed è diventata a tutti gli effetti una 6 giorni con dei buoni contenuti. 25 anni, quanti anni lei di presidenza? No, io devo dire la verità, le ho vissute tutte, perché dal 92, quando venni eletto consigliere provinciale, l'allora presidente mi dirottò qui agli Amici della Pista, che erano nati qualche anno prima nell'86, compiamo 40 anni quest'anno,
Io sono sempre stato negli anni vicepresidente, anche perché poi ho avuto altri ruoli a livello regionale, eccetera. Sono presidente da 2 o 3 anni, ci sembrava giusto dare il cambio ad Eliana, che era stata alla guida per 13 o 14 anni, per cui è stato un cambio, diciamo, naturale. Se pensiamo a un cronometro, gli diamo il cambio, che si metta dietro e si riposi, ecco. Questo è lo spirito. Bello spirito questo, bello spirito. Rino, cominciamo a parlare tecnicamente. Il Presidente dice che insomma in tutti questi anni, questi 25 anni di partecipazioni, si è allargato ulteriormente. Tra l'altro nel 2026, quest'anno, avete avuto anche dei nuovi inserimenti e una nuova importanza, no? Ma sicuramente quest'anno forse è stato l'anno, senza forse, è stato l'anno con la più grossa partecipazione che abbiamo avuto. Questo sicuramente dà adito diciamo, a tutto quello che è il lavoro che è stato fatto dietro, la collaborazione che abbiamo avuto anche con i vari commissari tecnici, e devo dire che mai come quest'anno abbiamo avuto tanti stranieri, ma con un grosso tasso tecnico, che sicuramente hanno dato più lustro e più interesse a questa manifestazione. Tant'è vero che molti di questi atleti ci hanno già confermato la presenza il prossimo anno. Questo vuol dire che si sono trovati sicuramente bene. E per le specialità che abbiamo così svolto durante la 6 giorni, e per l'accoglienza e per diciamo, l'habitat che sono venuti a crearsi nel velodromo Bottecchia. Al Bottecchia si sta bene, insomma. Esattamente, no? Ti dirò di più, hanno molto apprezzato l'accoglienza che gli abbiamo fatto e tutto il contorno che è, non so, la logistica, tutto quello che è il mangiare, tutto quello che è, diciamo, di contorno alla 6 giorni. Questo sicuramente ha invogliato a avere la voglia di ritornare, e da come ci hanno detto probabilmente ritorneranno. Tecnicamente, visto che accennavi appunto al valore tecnico, in questi anni in cui tu insomma hai seguito, siamo cresciuti, non siamo cresciuti, qual è il livello? Ma devo dire che a Pordenone ci sono stati tutti i più grossi pistard che ci sono stati a livello internazionale. Dobbiamo capire che diciamo, le Olimpiadi, che sono le ultime Olimpiadi che abbiamo vinto, i corridori che hanno partecipato alle Olimpiadi hanno corso a Pordenone, e pertanto questo ci dà lustro. Tutti i grossi corridori della pista sono venuti a Pordenone, ne abbiamo molti locali, e questo sicuramente dà un, come si può dire, adito a dire che la pista di Pordenone, la 6 giorni di Pordenone e tutto il contesto della 6 giorni dà sicuramente un buon vedere a tutti questi atleti, anche perché quando vengono qua si incontrano con atleti internazionali, e pertanto un motivo di confrontarsi, no? Subito. Di confrontarsi, e noi abbiamo sempre pensato che per diventare forti bisogna confrontarsi con i più forti, solitamente. Quanto è importante il discorso sempre tecnico e sempre delle nazionali, della nazionale anche italiana? Ma sai, la nazionale italiana ha partecipato sempre a Pordenone. Avere la nazionale italiana vuol dire che c'è un bel, diciamo, la nazionale ci crede a questa gara, perché viene prima o dopo di altre gare in preparazione alle Olimpiadi. Questa gara fa in pratica, anche perché in mezzo c'è la gara UCI, che questa gara fa acquisire punteggi per partecipare alle Olimpiadi e ai mondiali, e pertanto le nazionali hanno tutto l'interesse a venire a Pordenone a partecipare a queste gare. Ogni anno c'è una coppia che si distingue, no? Perché quest'anno è la coppia, come la giudichi? Ma no, coppia interessantissima. Una coppia interessantissima. Adesso sto vedendo a livello di europeo, di mondiali, dove vanno, stanno facendo benissimo, pertanto vuol dire che quest'anno la coppia Fiorin-Galli erano loro quelli più favoriti, forti. Più forti. A parte che c'erano diverse coppie straniere che erano forti, però sai, questi per me avevano qualcosina più. Chiaro. Presidente, quando Rino dice che i corridori si trovano bene, ma non magari per la pista, ma anche per il settore culinario, è una bella cosa nonostante tutto, perché l'ospitalità è fondamentale.
Abbiamo sempre cercato di dare il massimo sotto questo aspetto e devo dire che ci fa piacere poi, come diceva Rino, che molti hanno già detto ci vediamo il prossimo anno. Ci fa piacere poi a fine stagione che tutti si ricordano, ci mandano gli auguri di Natale e quant'altro, quindi questa è una bella cosa, un bel rapporto che è nato al di là dell'atleta singolo, proprio il rapporto con i paesi, con i vari paesi che vengono a Pordenone. Noi abbiamo sempre cercato di metterli a proprio agio. È chiaro che magari 29 paesi non è facile come quest'anno, se gli europei bene o male si arrangiano, tutti gli altri hanno 29 bisogno. paesi, anche proprio per parlare culinariamente, ognuno è un disastro. Ognuno quando atterra ha bisogno di supporto, a portarlo avanti e indietro, trovargli la logistica, eccetera, dargli un mezzo. A livello di cucina abbiamo cercato di mantenere un menù molto semplice, adatto agli atleti, e abbiamo, d'accordo con i vari alberghi dove gli atleti alloggiano, siccome qua si finisce tardi, gli atleti arrivano in albergo a mezzanotte e non trovano chi gli dà da mangiare, per cui ci siamo fatti carico della cena di tutti gli atleti, e devo dire che è stato anche, al di là di vedere i ragazzi dei vari paesi finita la gara al tavolo assieme, se volete potrei raccontare un aneddoto. L'anno scorso Israele, Ucraina e Russia avevano creato a livello politico qualche, non dico tensione, ma chiaramente anche il prefetto, la questura eccetera ci avevano invitato a prestare attenzione. È stato molto interessante vedere l'ultima sera proprio queste nazioni tutte assieme allo stesso tavolo. Credo che sia una bella dimostrazione che lo sport può essere una strada di diplomazia che può arrivare molto prima di tanti altri. È che molti non lo capiscono ancora, purtroppo. Io ho una bicicletta alle mie spalle qui, e mentre tu, Rino, hai quell'oggetto lì che magari qualcuno non conosce. È questo che è stata un po' la novità del 2026, no? Ma sì, quest'anno sono stati fatti gli europei Derny e Steyr, ma quello che più ha prestato interesse e curiosità è stato il Steyr donne, perché non è mai stato fatto, per la prima volta è stato fatto. E devo dire che ha avuto il suo riscontro positivo sicuramente, così come i Derny maschili e femminili. Ma queste sono specialità che mi piacciono, perché sai, chi è amante del ciclismo e ha frequentato a una certa età anche, dico, perché come noi che abbiamo fatto 6 giorni, in particolare io, dopo gente che guarda le corse delle 6 giorni della pista sa cosa vuol dire i campionati del mondo Steyr, oppure i campionati europei, Derny e tutte queste cose, perché sono specialità molto spettacolari. Ecco che allora abbiamo approfittato per ci hanno invitato a fare i campionati europei, e d'accordo con la presidenza e Bruno abbiamo deciso di farli. È stata sicuramente una bella cosa. Avete già in mente il prossimo 2027? Anche se chiaramente allora, non Luci ci ha chiesto la data, abbiamo riconfermato la stessa, anche se il calendario ci porta qualche giorno prima, per cui il periodo sarà quello, anche perché poi spazi a livello internazionale in quel periodo non ce ne sono molti. Per cui abbiamo già riconfermato la 6 giorni, ma va fatta a maggio l'iscrizione per il prossimo anno, e dentro il fine anno dovremo dare il programma di massima e versare chiaramente le quote di cauzioni di montepremi eccetera che sono previsti. Per cui sì, abbiamo intenzione di rifarla. Magari un po' meno impegnativo di quest'anno, perché tutti gli altri anni arrivati al sabato era finita, no? Invece quest'anno arrivati a sabato avevamo ancora i campionati europei da fare, per cui è stata dura per tutti. 3x2 pesantina. È stata dura per tutti. Poi francamente io devo ringraziare tutto il gruppo di lavoro, perché abbiamo avuto un tempo meteorologico che non ci ha favorito. Abbiamo viaggiato con una media di 2 o 3 temporali al giorno, e ogni volta che sospendi in pista è difficilissimo, perché bisogna poi in poco tempo riposizionare tutte le pedine al loro posto, il direttore di riunione, il direttore tecnico, la giuria, il medico, l'ambulanza e lo speaker. C'è un'infinità di tasselli da mettere assieme in pochissimo tempo per ripartire e recuperare.
A parte il giovedì, questo abbiamo dovuto farlo tutti i giorni, e voglio sottolineare che il giovedì, che è stato l'unico giorno che il cielo è rimasto sereno e la gente ha visto che si poteva venire al Bottecchia, avevamo anche, non dico la tribuna piena, ma ci siamo andati molto vicino, per cui questa è una testimonianza che se il tempo ci lascia lavorare il pubblico ci segue. Rino, vedo nel velodromo pedalare, noi che siamo fermi qua siamo già tutti sudati, i ragazzi qui saranno un po' meno sudati noi, ma sono abituati, però è bello vedere così questi ragazzini, immagino sono i giovani, no? Giovanissimi questi che stanno correndo, è un bel movimento nonostante tutto. Ma il centro di Pordenone è sempre stato uno dei centri più grandi in Italia come centro di avviamento al ciclismo. Abbiamo diverse categorie, dai giovanissimi fino a esordienti, allievi, juniors e poi anche dilettanti che vengono. Pertanto sicuramente è un centro che ha ormai le radici da quanti anni, Bruno? Da tantissimi anni. È diventato un centro dei più belli in Italia, anche perché abbiamo, mi pare, sui 200 erotti con i giovanissimi. Esatto, con i giovanissimi 200 erotti partecipanti. E pertanto, sai, è un bel settore giovanile, diciamo. È un bel impegno anche quello, comunque. Sì, la gestione del centro è un bel impegno anche quello. Sì. Però è un bel impegno anche quello, un impegno che dà grosse soddisfazioni comunque. Volevo fare una parentesi, è un bel impegno anche perché onestamente tutti sti ragazzini, tutti sti corridori non vanno a allenarsi su strada, ma vanno in un porto sicuro. Perché con tutto quello che sta succedendo adesso su strada c'è da dire che finalmente probabilmente cominciano a capire che magari girando su pista, allenandosi su pista, che ci si può allenare molto bene anche su pista, e frequentare la pista vai a evitare certe problematiche che ci sono sulla strada. E ti alleni ugualmente, va bene? Esattamente. Perché ricordiamo che insomma, i grandi campioni sono usciti anche da qua, anche dalla pista, insomma, ma certamente. prima pista e poi strada. Guardiamo i Ganna, i Milan, esatto. E per dire alcuni che vanno per la maggiore, è Wiggins che ha vinto 2 tour, è stato non so quanti anni campione del mondo dell'inseguimento, per dire. Pertanto la pista non è che non faccia andare forte su strada, anzi aiuta ad andare più forte su strada. Certamente. Allora io ringrazio Rino De Candido, responsabile tecnico appunto degli Amici della Pista. Grazie Rino. Un ringraziamento a tutti voi. E buon lavoro futuro. Grazie. Noi adesso prendiamo una bicicletta e andiamo a fare 2 pedalate, no? Vero? Quindi ringrazio Bruno Battistella, presidente degli Amici della Pista, con cui tra poco ci mettiamo a sudare, insomma, per andare in bicicletta. Stiamo scherzando, chiaramente. Grazie a voi. Bene, Presidente, noi la ringraziamo e Rino ti ringraziamo. Ritorneremo anche la settimana prossima perché agosto, insomma, lo finiamo qui al Bottecchia. D'accordo? Grazie a voi, a tutti. Voci dallo sport, in collaborazione con Howeld, costruttori di generatori di gas a idrogeno e ossigeno per la saldobrasatura, dal 1981.